Beh, si potrebbe anche fare un film di questa storia, perché è veramente qualcosa di particolare, di diverso, è un giallo, direi. Un giallo la cui ultima pagina è questa sentenza di un tribunale svizzero per la disputa di un'eredità milionaria che dura da oltre 20 anni. Testimoniata da questa villa lungo il Terraglio, chiusa e come si vede abbandonata dopo essere stata la dimora della dinastia Bianchi de Kunkler, che oltre ad aver seguito Napoleone in Russia investì in diverse spiagge di grado e inventò il marchio Latte Bianchi, oggi Granarolo. Insomma, una vera e propria fortuna nelle mani dell'ultimo erede diretto, Pier Adolfo Bianchi de Kunkler, scomparso nel 2000. Ed è da quel giorno che è iniziata una disputa per il lascito che oltre alla villa comprendeva diversi appartamenti a Venezia e Roma. Successore diretto, visto che il barone Adolfo non ha avuto figli, il cugino Federico, che viene subito accusato dalla governante del defunto di averlo fatto uccidere con un'iniezione dall'infermiere che lo curava. Poi spunta la storia del figlio naturale del barone moglianese, che intenta causa prima in Italia e poi in Svizzera. Così, mentre in Italia si arriva alla Cassazione per capire che non c'è stato alcun delitto, dal Tribunale Elvetico a gennaio è arrivata invece la parola fine su tutta la vicenda. E per essere sicuro il cugino erede del patrimonio valutato oltre 120 milioni di euro oggi ha voluto ripercorrere tutta la vicenda e la commenta così. Ho combattuto e alla fine giustamente ho vinto. Cosa ne lascia dentro tutta questa storia? Ma senz'altro un'amarezza, ma un'amarezza specialmente direi dei tribunali italiani, che si sono mosse veramente con grande lentezza. Sullo stesso tenore, l'avvocato che per oltre 20 anni ha difeso il barone sia in Italia che in Svizzera. Le figlie nel 2007-2008 si vergognavano di andare in giro perché nei giornali è stato scritto che il padre era un probabile assassino. Ecco, forse se fosse intervenuta subito, però insomma la giustizia non sempre è veloce. E se il caso è chiuso, non la voglia di cambiare le cose nei tribunali italiani. Ecco perché il barone Bianchi è pronto a portare il caso in Europa. Del ministro della giustizia austriaca di rivolgersi alla Corte europea e di fare un esposto dicendo, proprio raccontando questa storia così lenta italiana.